Ieri sono sceso appunto per vedere, per il discorso dei botti, no? E ho visto l'auto dei carabinieri lì e poi quando sono entrato ho visto che usciva sua mamma che piangeva e quei due carabinieri. Un risveglio di quelli che non vorresti mai vivere. Aveva capito che qualcosa di terribile era accaduto nel mattino del primo giorno dell'anno. Maurizio, uno dei vicini di casa di Andrea D'Agostini e della mamma Mariangela, per il 22enne annegato nel laghetto di Camisano Vicentino, solo parole belle e piene d'affetto che raccontano di un giovane a modo, gentile, affezionatissimo alla mamma e con grandi passioni. Per noi era un bravissimo ragazzo, lo vedevo appunto quando scendeva, quando andava via, quando ritornava dal lavoro, eccetera, quando accendeva la moto, perché noi siamo in famiglia, siamo appassionati per le moto. Si erano trasferiti da poco, Andrea e la mamma, in questo piccolo condominio all'ombra del campanile di Tagidi Sopra. Qui si conoscono tutti e loro si erano bene inseriti. Le persiane dell'appartamento sono abbassate, ma il pensiero dei vicini va a questa mamma, al papà, alla famiglia, che ha perso il suo bene più prezioso in un modo che davvero lascia tutti senza parole. Non riesco a darmi pace, continuo a pensare anche stanotte, anche ieri sera alla moglie, ma com'è possibile, ma com'è possibile, com'è possibile, cos'è successo? Stavano facendo appunto il loro capodanno con gli amici, eccetera, e vabbè, non so cosa dire, mi dispiace moltissimo.